Derby tutto palermitano e punti in palio fondamentali per la salvezza al centro universitario sportivo del capoluogo siciliano. Di fronte il Cus Palermo di Mister Colombo, che dopo un inizio folgorante sembra aver tirato il freno a mano, è una Parmonval che invece versa in difficili condizioni con tante partenze nel mercato di dicembre. Insomma, tutti gli ingredienti per una partita da giocare all'ultimo sangue, ma prima, come in tutti i campi della Sicilia, di calcio e non solo, il minuto doveroso di raccoglimento per le vittime del disastro idrogeologico di Ischia. E dopo questo momento di religioso rispetto nei confronti della popolazione ischitana veniamo al calcio giocato, veniamo ad un derby giocato ad altissima intensità da entrambe le parti e che viene sbloccato dopo un paio di minuti, come stiamo per vedere qui. L'uscita ottima, palla al piede, da parte del Cus, che riesce poi a liberare la giocata di Sheriff in profondità per la corsa di Tommaso Spataro, che incrocia alla destra del portiere avversario Tarantino, porta in vantaggio il Cus Palermo. Sono passati giusto un paio di minuti dal fischio d'inizio ed è subito avanti la squadra di Mister Colombo, che cerca di insistere, anche se dall'altra parte poi arriva la prima vera sortita offensiva da parte della Parmonval, con questo pallone scaricato indietro da Di Blasi, il cross per il colpo di testa da posizione favorevole da parte di Molinini, palla che si perde sul fondo. Si va poi ad un calcio di punizione ancora per la squadra di Mister Corrado Mutolo, battuta dalla destra, la palla che spiove, colpo di testa da pochi passi da parte di Di Maria e sfera che si perde fuori. Ancora Parmonval che cerca di attaccare, ma qui è bravissimo il Cus nella persona di Alioto ad andare a recuperare il pallone. Siamo al minuto 38, ancora una volta Sheriff, delizioso il tocco per Spadaro, questa volta si invola dall'altra parte, ma questa volta non cambia la sostanza. Cus Palermo che al minuto 38 si porta sul 2-0 ed è doppietta per il classe 2002 Tommaso Spataro. Ma attenzione a quello che accade al minuto 44, perché la partita si riapre come d'incanto. Di Blasi con il cross, il fallo di mano commesso da Luati, per il direttore di gara non ci sono dubbi, e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta a Terranova al cospetto di Carnevale, la rincorsa e la conclusione vincente da parte del giocatore della Parmonval, che dunque porta la situazione sull'1-2 proprio all'inizio del secondo tempo. Ripresa che si apre ancora con la formazione di Mutolo, che si porta alla ricerca del gol del pareggio. Qui un calcio di punizione che però si perde fuori, e allora ancora la squadra guidata da questa volta Colombo che si getta in avanti, conclusione a tu per tu con Tarantino che si perde al lato. Grande chance qui per il Cus che cerca la ripartenza, poi c'è l'intervento ancora a centrocampo e attenzione a questa brutta entrata da parte di Russo. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, rosso diretto per il numero 6 della Parmonval, che dunque rimane addirittura anche con l'uomo in meno, nonostante un tentativo di assedio alla porta difesa da Carnevale, come in questo calcio di punizione con la sfera che si perde di poco sopra la traversa. Ma attenzione a quello che sta per accadere al minuto 47, calcio di punizione in favore della Parmonval con la conclusione deviata e la sfera che si perde in fondo al sacco. Il 2-2 con la Parmonval che dunque ottiene un pareggio in extremis. Beffa per il Cus che sperava di tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico in un derby che valeva tanti punti salvezza. Da Sportisil è tutto, alla prossima.